al luogo comunismo. Buongiorno a tutte le ascoltatrici, buongiorno a tutti gli ascoltatori, bentrovati a un'altra puntata degli Scorretti. Grazie a Carlo Cambi che dovrebbe già essere in collegamento con noi, non posso dirlo. Qua. Eccolo lì, io non ti vedo perché da circa 9 mesi dobbiamo riparare una cosetta qua del monitor, ma non ti preoccupare. purtroppo Elon Musk dopo non è 9 ancora mesi arrivato. ti nasce un monitor nuovo. Sì, ma Elon Musk, noi vogliamo Elon Musk no niente, perché pretendiamo il meglio, che venga lui a mettere a posto le cose. Intanto, buongiorno Cardinal Cainarca di Rito Ambrosiano, grandissimo confratello, principe dei confratelli. Oggi ci abbiamo messo anche l'occhio nel triangolo nella nostra trasmissione per chi ha visto il post, perché naturalmente ci richiamiamo agli alti principi e nobilissimi. Ma intanto, anche perché c'è un richiamo esplicito al dollaro americano, esatto, essendo noi trampiani di ferro. Esatto, inossidabili oserei aggiungere. Inossidabili, sì, certo. A proposito di questo, te la sei già presa una villetta sulla riviera del Medio Oriente per il futuro? Per la tua pensione? Sono andato onestamente a Muscat, in Oman, e devo dire che è molto bello, e lì Donald sta costruendo 4 villaggi turistici iperlusso per ricchi californiani. Se ci scappasse una dipendenza. No, io parlavo di Gaza, perché a lungo termine diventerà la riviera del Medio Oriente, ha detto ieri Trump di fianco a Netanyahu. Ed è uno degli argomenti dei quali vorremmo parlare oggi. Oggi purtroppo chiedo venia, Carlo, a te. Ho messo in agenda un po' troppa roba, perché quando ci sei tu mi viene voglia di parlare di tante cose, per cui ci ho messo dentro il PD che coi clandestini e le tangenti c'ha qualche problema in Campania. E poi è finito e poi non so se lo sapevi, ma è finito in manette per corruzione anche l'ex sindaco che era il beniamino del presidente De Luca. Avrebbe stipulato accordi con un clan di Camorra, ma qui rientriamo nella normalità. Ma secondo me quello è un complotto della Schlein per non fargli fare il terzo mandato. E poi c'è la Svezia, dove c'è una esitazione tremenda a dire cosa è successo. Intanto però una decina di persone sono morte, altre ferite in un assalto a una scuola per adulti. Pochi giorni fa era stato ammazzato, gli sono entrati dal tetto in casa, l'uomo iracheno, rifugiato, non islamico, che bruciò il Corano, era in diretta social, una roba terrificante. L'hanno fatto fuori come un pollo. Terribile. Sì, cioè vabbè, lasciamo perdere. Poi in Libia volevamo parlare anche di Libia perché ne abbiamo parlato l'altra settimana con il dottor Kuno Jacob Tarfusser, che ha anche scritto un ottimo pezzo che Edoardo Montolli ha pubblicato sul suo blog, su Fronte del Blog, una riflessione in punta di diritto molto molto chiara, che capisce anche un bambino delle elementari leggendo e non un giurista. Comunque abbiamo risolto un problema, il caso Meloni, governo italiano al-Mashri. La Libia ha risolto un problema, noi un po' meno. Oggi parlano i due ministri in diretta televisiva che non ci doveva essere. No, noi posso dirti una cosa, noi un problema ce l'abbiamo con questa opposizione. Perché a parte fuori dalle ironie, il non comprendere che lì c'è una ragione di Stato enorme e che c'è, per quel che dice Tarfusser, lui dice di no, io sono convinto invece di sì, e che ci sia stato uno scaricabarile della Germania attraverso la Corte internazionale sull'Italia di una patata bollentissima è altrettanto evidente. Continuare con questa pantomima vuol dire non sapere quali sono gli interessi dell'Italia in Libia e qual è la pericolosità dell'apertura di una crisi con la Libia. No, però c'è un risvolto interessante, che perfino la Corte d'Appello di Roma ha capito tutto questo, no? E infatti ha offerto al governo su Ponti d'Oro la possibilità di chiuderla lì. Infatti l'unico che non lo capisce è la Schlein appunto. E Conte. Comunque c'è anche, Carlo, io metto dentro tutto, poi vediamo se riusciamo a ragionare di tutto perché è un po' troppo. Lì ci sono alcune migliaia di tecnici dell'ENI, a rapirne 2 o 3 o 4 e costringerti a pagare e a piegarti al regime libico. Lì ci sono alcune decine di migliaia di profughi o supposti tali. Ad invadere l'Italia ci metti come sputare in terra. La domanda è: vogliamo occuparci della sicurezza nazionale, sì o no? Ed un'opposizione seria dovrebbe avere anche lei come primo obiettivo la sicurezza nazionale, o continuiamo con i cachinni intorno al
supposto giuridicamente corretto. Stavo dicendo che noi avevamo seguito, avevamo avuto ospite più volte uno dei 4 tecnici che furono appunto rapiti in Libia della ditta Bonatti di Parma nel 2015, esatto. Gino Pollicardo, che è di Monterosso nelle Cinque Terre. E abbiamo sentito anche purtroppo la moglie di uno dei tecnici che non ce la fece. Di come glieli rimandano a casa dopo che hanno fatto quell'esperienza. Appunto. E quindi lo sappiamo cosa significa questa cosa che stavi dicendo, Carlo. Poi c'è tra gli altri temi di cui ci siamo proposti, anzi ti avevo proposto io di parlare, ma troppa roba, la Spagna che taglia l'orario di lavoro. Non è ancora legge, però insomma la settimana lavorativa passa a 37,5 ore da 40 Come c'è bisogno di aumentare la produttività, facciamo questo. Ecco, io non so appunto se il nesso con la produttività sia in linea retta, diciamo così, se crescono tutte e due o meno. Dopo abbiamo l'Italia con la solita storia della lotta all'evasione, abbiamo recuperato 1,7 miliardi in più, io che mi chiederei cosa cambia per noi cittadini, e poi la questione della rottamazione fiscale, ma c'è anche Mega Europe, il progetto di Elon Musk, sul quale ti chiederei qualcosa di concreto. Lo fa per gli affari suoi o c'è un progetto generale per avere libertà d'azione economica anche in Europa? Poi i dazi di Trump, chi li paga? E cosa succede in Germania col voto del 23 febbraio? Per di più ci abbiamo messo dentro anche Netanyahu, che ha visto Trump e Musk a Washington. Io ho letto con molto interesse un pezzo di Alan Dershowitz, il grande avvocato per le libertà e i diritti civili statunitense, su Gatestone Institute, che ha duramente criticato la decisione del governo italiano di fare concessioni ai rapitori di Hamas. A Roma nel frattempo stava passeggiando con la mamma in centro, con in testa la kippah, il copricapo ebraico, è stato aggredito e minacciato con una bottiglia di vetro da un giovane egiziano, un bambino. No, è lui, è l'ebreo che va in giro a disturbare la gente, ma che si fa così? Dai, andiamo su. Allora, poi per fare una rassegna completa abbiamo il caso Ita Lufthansa, no? Una roba vecchia stantia, cosa c'è di nuovo e qual è la morale della favola? E poi una roba della quale non si è interessato più nessuno, se non il mio amico Felice Manti, insieme peraltro a Luca Fazzo sul giornale, i dossieraggi. Il caso Striano, qualcuno se lo ricorda? La Equalize di Milano di Pazzali, qualcuno se la ricorda? Adesso c'è anche la squadra Fiore, una specie di agenzia di spioni parallela alla Equalize di Milano, e che, sulla quale sta indagando la Procura di Roma, un mercato di informazioni gestito da 007 ed ex agenti, nel quale è finito anche un uomo della Meloni, Caputi, che sta alla presidenza del Consiglio. Ma ci sono diversi filoni di indagine, sui quali credo, Carlo, non si arriverà da nessuna parte, no? No, anche perché se l'hai messo in mano alla Procura di Roma, in qualsiasi cosa che riguardi i servizi... Allora, da dove vuoi cominciare, Carlo? Da dove vogliamo cominciare? Da dove vogliamo cominciare? Perché... di tu, io mi leverei subito il dente su questo parallelismo fra gli interventi dolenti per i poveri migranti in Libia e gli affari che il PD fa. Allora, vediamo di capirne qualcosa in più, Carlo. Come la vedi? Allora, la storia è vecchia come me. Ricorderai che ai tempi del massacro della povera Pamela Mastropietro a me mi hanno cercato di fare fuori perché scrissi che il GUS, nota e benemerita organizzazione che si occupa dei più deboli, che aveva come vicepresidente Giovanni Lattanzi, che era allora membro della segreteria del PD con incarico ai problemi dell'immigrazione, era passata da nemmeno 1 milione di euro di bilancio nell'arco di 4 anni a 42 milioni di euro perché si aggiudicava tutti gli appalti SPRAR. Ricorderai che il povero Mario Giordano ha pubblicato un libro che si chiamava Naufragopoli, mi pare, dove mette in fila una serie infinita di casi di cooperative non necessariamente rosse, ce ne sono molte anche della Caritas, molte più gravi intorno all'universo cattolico, in cui si faceva vedere come il business dell'assistenza ai migranti fosse lucrosissimo. Non è il caso di scomodare Madame Sumaoro con la mamma, ma insomma voglio dire, ecco, ora abbiamo scoperto che cosa? Che quelli che gridano al caporalato, che ce l'hanno con lo sfruttamento dei migranti, che sono sempre pronti a dire ricordatevi le scene di Cutro, ricordatevele.
hanno fatto un giochino molto semplice. Trafficano con i permessi di soggiorno finti ed in particolare con il click day. Questa cosa è invocata da tutti perché abbiamo bisogno di braccia per far andare le imprese, facendosi pagare un sacco di soldi da questi poveri disgraziati e poi abbandonandoli per strada. E il signore alla regia di tutto questo è il tesoriere del PD della Campania, ma non come posso dire, insediato in una notte folle di De Luca che si è mangiato troppo whoop e quindi era obnubilato. No, battezzato da Elly Schlein come esperto contabile. Ok? Stiamo parlando di 2000 casi. Stiamo parlando di un'organizzazione vasta di 40 persone. Stiamo parlando di 2000 casi che fruttavano 8.000 euro cada cranio. Cioè questi sono i poveri disgraziati che dobbiamo andare a salvare a Lampedusa e che poi dobbiamo portare come risorse sul nostro territorio, che vengono schiavizzati da quelli come Al-Masri, i quali hanno già pagato una fraccata di soldi per fare la traversata, e poi ci arriva uno del PD tutto bello pietoso che gli dice dammi altri 8.000 euro perché se no risulti clandestino e in Italia fai una vita di merda. Questo che cosa fa? Paga gli 8.000 euro, è convinto che gli diano un lavoro, che gli diano un alloggio, che gli diano una casa. No, una volta pagati gli 8.000 euro li buttano per strada. E c'è ancora gente come la Paola De Micheli, come la stessa Schlein, come la stessa Deborah Sedacchiani, che vanno in televisione a chiedere chiarezza sul caso Al-Masri. Certo. Ma che differenza c'è tra Al-Masri e questi, dal punto di vista morale? Che differenza c'è? C'è un aggravante. C'è un aggravante che li abbiamo illusi di ospitarli e di tenerli in una condizione di civiltà. Quindi la domanda che io faccio, venga certo in Parlamento Piantedosi e Nordio a rispondere il caso Al-Masri, ma venga anche la signora Schlein a spiegarci il caso di Salerno, come il caso di Sumaoro, come il caso di 1000 altre cooperative. Vengano. È l'ora di farla finita con questa retorica. Mi risponde meravigliosamente Antonia Aslan in un'intervista che credo uscirà la prossima settimana sulla Verità, quando mi dice il tema dell'immigrazione è prima di tutto integrazione a monte, cioè tu devi avere la capacità di raccontare a coloro i quali bussano alla tua porta chi sei, di mantenere la tua identità e di chiedere a loro che si conformino alla tua identità. Ed è soltanto da questa commistione di identità che nasce una società nuova. Quindi chi dice che noi siamo contro l'immigrazione non capisce nulla. Noi non siamo contro l'immigrazione, noi siamo contro l'immigrazione clandestina, lo sfruttamento, la delinquenza, il mancato rispetto delle regole. Ma l'Italia è uno dei paesi più accoglienti del mondo storicamente. Storicamente siamo una penisola, secondo voi la stratificazione di ebrei, musulmani, arabi, latini, svevi, normanni che c'è stata per esempio in Sicilia, che cosa ha prodotto? Ti ha lasciato la Cappella Palatina, ti ha lasciato una gastronomia straordinaria, ti ha lasciato una capacità di coltivazione unica nel mondo, ma sono tutte popolazioni che hanno contribuito alla costruzione comune di un'identità. Guardate, io vengo da una città che si chiama Livorno, dove c'è una comunità ebraica fortissima, dove si parla un dialetto livornese, il bagitto, che è una lingua propria degli ebrei di Livorno, i quali arrivarono in quella città accolti con salvacondotto, ma ai quali fu chiesta una cosa sola: lavora per la prosperità di questa città, rispetta le leggi di questa città e questa città rispetterà te, il tuo lavoro e le tue leggi. Questo è l'unico fondamento della immigrazione possibile. Tutto il resto sono chiacchiere e delinquenze. Tra l'altro hai citato una fonte, una persona, una donna meravigliosa come Antonia Arslan, che abbiamo avuto la fortuna anche noi di sentire più volte qui alla nostra radio, che di queste questioni dell'identità, della persecuzione, della vera persecuzione, se ne intende come, perché la memoria è la custode
della storia del suo popolo, del popolo armeno, no? Quindi parla a ragion veduta. Pensa alla vigliaccheria. È un tagliagole al-Masri, ma Erdogan, che ha fatto fuori tutti gli armeni e tutti i curdi, siede nella NATO con pari dignità. È un tagliagole al-Masri, ma quando si va in Afghanistan a pigliare il gas, del fatto che questi abbiano spianato un Nagorno-Karabakh non gli frega niente a nessuno. In Azerbaigian intendevi, presumo. Appunto, sì, in Azerbaigian, scusa, Baku. E quando dicono, la von der Leyen, guardiamo alla Cina, perché l'alternativa a Trump, a parte che la Cina è un regime dittatoriale, ma l'alternativa è che Trump rappresenta la più importante democrazia del mondo, quindi già questa cosa, come dire, qualifica di per sé la nullità dell'idealità europea. Ma detto questo, tu vai a trattare con la Cina, ti stupisci di Aslan e non ti ricordi che ci sono gli uiguri che vengono deportati nei campi di concentramento e che sono trattati come schiavi? Allora, e che gran parte delle coltivazioni cinesi, tipo il pomodoro, che ci invadono facendo un dumping e un danno enorme alle nostre imprese, sono coltivati dagli schiavi dei cinesi? Ecco, ma di cosa stiamo parlando? Carlo, tu te la sei vista brutta, come hai ricordato, quando ti sei occupato del GUS, il Gruppo Umana Solidarietà di Lattanzi, no? Ma perché? Perché sei andato a toccare un nodo strutturale e la vicenda campana di questi giorni non fa altro che riconfermarlo, come tu hai chiarito prima. Questa non è una questione di cronaca, un episodio di cronaca, è una questione strutturale. Dietro a questa storia è l'evidenza che la sinistra e la Chiesa protegge l'immigrazione perché sull'immigrazione fanno affari sporchi. Perché il Dio in questo caso non è Trino, ma Quattrino, come si dice, no? Sì, bravo, esatto. Ottima battuta, bravissimo. Questo è il punto, perché è quattrino sia per i signori Lattanzi sia per i signori della Chiesa, di certe parti della Chiesa naturalmente, quelli implicati, insomma, quelli che fanno business su questa questione. Gli armatori questione. di Casarini, tanto siamo chiari, ragazzi. Non è che, Quindi diciamo, questa qui non è un episodio di cronaca, no? Per cui la responsabilità penale è personale. Qua c'è una questione strutturale di affari consolidati negli anni, se non nei decenni, no Carlo? Questo è il punto. Esatto. Però io la domanda da è destra, scusami un attimo, però su sta storia, appunto, e ne stavo arrivando lì. Io da destra non vedo un ragionamento che metta il dito su questa strutturalità. Se no continuiamo a fare polemiche giorno per giorno e campa cavallo, sempre quel cavallo, naturalmente. E certo, perché? Perché non si ha, secondo me, il coraggio o non si ha voglia, perché si ritiene che la politica sia fatta di slogan e non di approfondimento, probabilmente. No, che poi qua, Carlo, non è che bisogna essere degli scienziati per capire, perché è sotto gli occhi basta di tutti. mettere insieme i tagli di giornale come ha fatto il signor Ligotti per denunciare appunto. La Meloni, non è che c'è un'altra cosa, adesso io l'ho messa insieme, ma un'altra cosa che è strutturale è che quando ti arrestano un sindaco, che sia rosso, giallo, verde o blu, in certe zone del paese perché ha accordi con un clan di una certa mafia, di una certa zona del paese, anche lì non è una roba strana e la responsabilità penale è personale. C'è un tessuto, come diceva il buon Falcone, un tessuto sociale molto vasto, molto diffuso, che tutto ciò consente, favorisce e normalizza. Ogni tanto ne prendono qualcuno, capito? È diverso. Ma ti ricorderai che Leoluca Orlando, il paladino dell'antimafia, ha fatto di tutto per distruggere Falcone. Appunto, di tutto. Appunto. Non per caso, presumo, no? Non è che stiamo parlando di ambienti che sono mondi da, come posso dire, non sospetti, ma quantomeno da ambiguità. Parliamoci chiaro, perché poi a me mi fanno molto ridere quando dicono Falcone e Borsellino, i magistrati, l'intangibile, la sacralità. Ma chi ha fatto fuori Falcone e Borsellino? Chi era contento che Falcone e Borsellino fossero liquidati? Probabilmente non contento che fossero ammazzati, questo non lo credo assolutamente. Ma ce lo ricordiamo che una parte molto consistente della magistratura di sinistra non vedeva l'ora che Falcone e Borsellino fossero risarcionati? Certo. Sarebbe interessante intervistare Luciano Violante e fargli domande su Formidabili quegli anni,
Come sono convinto che prima o poi Buon Martelli la storia di Falcone la racconterà per intero. Martelli è stato quello che ha salvato Falcone, poi gliel'hanno ammazzato con la bomba, fra l'altro messa dal signor Brusca, difeso da Ligotti, il quale si indigna perché ci sono dei macellai come Aslan lasciati liberi. La domanda che vorrei fare a Ligotti è: ma se a Brusca gli davano la libertà provvisoria quando lei lo difendeva, che faceva? Si opponeva? Appunto. Perché non ne posso più di questa ipocrisia strisciante in questo paese, capito? Non ne posso più. Ecco, fermo restando che io a tutt'oggi non ho capito cosa c'entri Giorgia Meloni in tutta questa storia di Al-Masri. Nulla, assolutamente nulla. Comunque. E non si capisce perché lo vuoi l'abbia, come dire, iscritta o abbia dato comunicazione dell'inchiesta senza nemmeno domandarsi se stava in piedi o no. Ma poi il corollario diretto di questa cosa che abbiamo messo in luce anche col dottor Tarfusser l'altra volta è che se devono indagare qualcuno devono partire dai magistrati della Corte d'Appello di Roma. Ma assolutamente sì, i primi favoreggiatori sono loro. Non appunto, io non capisco se quello è favoreggiamento. Perché sono stati loro a scarcerare il soggetto, non il governo, che non era titolato a farlo, perché se uno si va a guardare le norme con cui l'Italia recepisce le richieste e i mandati della Corte Penale Internazionale, io ieri sera sentivo un nostro collega, un cretino patentato in televisione, non dico chi è, il quale diceva che è la Corte Penale che ha sbagliato. La Corte Penale non ha sbagliato nulla, ha fatto il suo mandato di cattura. Poi c'è una legge che regola il recepimento da parte dell'Italia e praticamente dà alla Corte d'Appello di Roma il potere di tradurre in atto, di confermare l'arresto, che non è un potere, non è un'opzione, non è un'opzione, attenzione, la Corte d'Appello deve confermare l'arresto. In questo caso, con quella formula farisaica che ha commentato il dottor Tarfus del non luogo a procedere e poi procede però perché lo scarcera, lo ha scarcerato. Quindi la colpa principale, se vogliamo individuarla, la responsabilità principale sta nella Corte d'Appello di Roma. I nomi dei magistrati che hanno firmato quell'ordinanza sono stati secretati, omessi. No, non sappiamo... no, perché l'abbiamo pubblicati tutti, quindi secretati a posteriori. Cioè tu silenziati, mettiamola così, silenziati. Ecco. Cioè, non ne parla nessuno di quelli lì, ma sono stati loro a decidere. No, ma scusa, abbi pazienza, ti rubo un secondo solo, perché come sai io ho questa maledetta propensione al diritto che mi deriva dagli studi. Spieghiamo ai nostri ascoltatori perché ci deve essere il vaglio della Corte d'Appello. Perché qualche invasato sostiene che la Corte Penale dell'Aia, la Corte di Giustizia dell'Aia è sovrana sopra la nostra giustizia e commette un errore di prospettiva. Non è esattamente così. È che è una giurisdizione superiore che però deve essere confermata da un provvedimento dell'autorità giudiziaria italiana, perché se non c'è questa conferma si potrebbe anche avere lo strano caso, che io credo prima o poi si verificherà, che se per un interesse particolare si intende colpire i vertici dello Stato italiano, si può emettere un provvedimento all'AIA dicendo che è valido erga omnes senza un vaglio da parte delle autorità che poi quella sentenza, quel provvedimento devono applicare. Ecco perché interviene la Corte d'Appello. Interviene come strumento di ulteriore garanzia a integrità della sovranità dello Stato italiano. Se non si tiene conto di questo piccolo particolare, cosa che ovviamente gli euroinvasati vorrebbero cancellare, si dice che tutto il codice penale del nostro paese non serve a nulla. Perché i pronunciamenti che contano sono quelli della Corte Penale dell'Aia. Lo capite che è un'enormità, no? Che è un'aberrazione. Bene, però, quando tu inviti i colleghi a ragionare in termini di coerenza giuridica, scoppia il finimondo, diventi fascista. Ecco, questa è la ragione per cui gente come me, come Cardinale Cainarca, dovrebbe andare, ritirarsi dall'esilio a Sant'Elena e contemplare gli ultimi giorni della vita immaginando un mondo diverso da quello dove abbiamo vissuto, perché stiamo arrivando a dei livelli di ignoranza, di
supponenza, di menefreghismo nei confronti delle formalità, che poi in questo caso non sono formalità ma sono sostanza, che fa spavento. Allora, dobbiamo fermarci un attimo, Carlo. Tra pochissimo siamo di nuovo qua. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Per interagire con Radio Libertà, inviaci un messaggio di testo, audio, video al nuovo numero dedicato a te, 340 6709 659, 340 6709 659. Rimani connesso con Radio Libertà, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Rieccoci con Carlo Cambi, gli scorretti. Maurizio scrive intanto, ma poi apriremo anche le linee più tardi, a proposito del fatto che non c'è coraggio e durezza da parte del centrodestra a rispondere a queste questioni degli interessi sull'immigrazione, così come anche nota Luciana da Muggiò, che saluto cordialmente perché è un'ascoltatrice di lunghissima durata. Gino scrive: dottore Cambi, le chiedo, ha fatto bene Meloni a non andare oggi in Parlamento? La sinistra sta montando un caos su questo. Le chiedo perché la destra non monta polemiche sui vari scandali di sinistra, vedesi permessi facili in campagna, scrive sempre sullo stesso argomento Gino. Poi c'è Fulvio dalla provincia di Lecco: desidererei sapere il vostro parere sul fatto che la dirigente italiana dei servizi segreti, malgrado un decreto di Draghi che lo vietasse, sia passata come nulla fosse al servizio della von der Leyen, la Belloni. Carlo. Allora, sul fatto che la Meloni non vada in Parlamento fa benissimo. Lei non è competente di quella roba lì. Quella roba lì riguarda il ministro della giustizia, il ministro dell'interno e il responsabile politico dei servizi segreti, cioè Mantovano. Lei non c'entra nulla. Nulla. A meno che non si ritenga che la Meloni debba andare a spiegare in Parlamento, violando il segreto di Stato che è custodito dal Copasir, quali sono gli elementi di instabilità che una frizione con la Libia genererebbe al paese. Quindi fa benissimo. La Belloni fa quello che gli pare, è protetta dalla Presidenza della Repubblica e, come sapete, in questo paese chi è protetto dalla Presidenza della Repubblica ha un salvacondotto generale. Quindi quando vi raccontano che stiamo in una Repubblica, vi raccontano una cosa parzialmente vera. Perché la destra non reagisce? Perché la destra ritiene che la comunicazione non gli serva. Ritiene che gli bastino i tweet, che gli bastino le bestie, che gli bastino un po' di giornalisti amici che nei talk show, che ormai non guarda più nessuno, fanno casino e urlano, ma non ha capito che per costruire un'alternativa politica e una piattaforma programmatica serve un lavoro intelligente di acculturazione delle masse che si fa solo ed esclusivamente con un'informazione puntuale e pedissequa. Carlo, un'altra questione, mi sposto in Svezia perché è uno degli argomenti di cui abbiamo parlato prima nel sommario. Fa un po' freddino, però... No, allora, succede che c'è una strage, succede che qualche giorno fa, come dicevamo, entrano dal tetto in casa di uno che è contro il Corano, che bruciò il Corano, che ha tutto il suo diritto di manifestare il proprio pensiero, come è uno dei fondamenti delle leggi svedesi e credo del mondo civile, ma questo qui lo ammazzano brutalmente mentre è in diretta social. E nessuno si indigna. E succede che quello lì è un paese dove le bande, le gang di criminali di origine straniera fanno il bello e il cattivo tempo. C'è del marcio in Svezia, per parafrasare qualcuno? Sì, c'è del marcio, ma soprattutto c'è il venire al pettine, il nodo ineludibile del fatto che se tu abdichi alle tue regole di convivenza, qualcun altro ti detta altre regole, in questo caso sono non regole,
e che l'odio, perché di questo si tratta, che con la preoccupazione di non apparire razzisti stiamo tollerando in Occidente, in Svezia in particolare, un razzismo al contrario. Cioè, perché odiano tantissimo Trump? Perché Trump ha dato sfogo a quella richiesta che viene dagli stessi immigrati integrati, e cioè basta col woke, basta con quello che Karl Popper avrebbe definito l'eccesso di tolleranza, perché questo produce insicurezza e un razzismo al contrario. Se mi posso permettere, leggerete mercoledì su Panorama un mio articolo fatto con uno studioso che si occupa di problemi razziali, il quale dice chiaramente, da posizione di sinistra, vorrei che fosse chiaro, il razzismo è alimentato dalla mancanza di confronto fra le identità. Quando tu ti fai suddito perché hai un senso di colpa, perché vuoi scontare i secoli del colonialismo che hanno prodotto peraltro anche acculturazione e benessere nei paesi che sono stati sottoposti al gioco coloniale, immediatamente ti fai spazio a un altro tipo di razzismo. La cosa che è meravigliosa che mi ha detto questo studioso, che ha scritto un libro molto bello, che è per il Mulino, che è Il ritorno della razza, ha detto: ma io vorrei capire perché quando si parla dello schiavismo, degli orrori dell'Occidente, nessuno si ricorda che i primi mercanti di schiavi sono stati i musulmani. Già. È storia questa, non è insinuazione. E appunto, allora la domanda è: per quale motivo quella religione, quell'idea, quel modo di concepire la società ha diritto ad essere considerato con tutti gli onori e come se fosse un ultrafenomeno di civiltà, e noi ci dobbiamo pentire della nostra civiltà? Ecco, se non si capisce che difendere la nostra civiltà non vuol dire escludere gli altri, ma vuol dire porre dei punti fermi attraverso i quali poi si imposta il dialogo interetnico, è una follia. In Svezia purtroppo hanno fatto questo errore e ora ne stanno pagando amaramente le conseguenze. E perché non si dice, non si racconta? Perché se tu lo racconti in presa diretta, immediatamente tutta la narrazione positiva dell'Europa accogliente, dell'Europa aperta, dell'Europa che chiede scusa per il colonialismo, naufraga in un mare di sangue. Però questi segnali non vanno sottovalutati, no? Come si dice, perché questi ma assolutamente sono delle spie tremende. Allora, il fatto, tu immaginati la scena, ti entrano in casa dal tetto e ti ammazzano, ti sparano in diretta mentre tu sei in collegamento con me. O viceversa. E magari hai un ambiente intorno che ti protegge dopo che hai fatto sta cosa e nessuno ti disturba per averla fatta, capisci? Cioè, questo è il tema. Cioè, ora la faccio ovviamente più spiccia e le dimensioni dei fenomeni non sono uguali, ma è un po', ieri il sindaco Sala si è vantato dei pattuglioni dei Ghisa a 15 giorni di distanza da quando ha detto i carabinieri hanno ammazzato Rami. Non so se è chiaro. Cioè si ritiene in questo paese, ma in generale in Europa, che si possa dire tutto il contrario di tutto con una faccia di tolla assoluta e che questo non generi conseguenze. Già. La Svezia si è addormentata sulla sua pigrizia di benessere assoluto e ha ritenuto che questo benessere assoluto potesse garantire una tolleranza ai massimi livelli, scambiando l'inanità con la tolleranza. E oggi, ti ripeto, ne paga durissime le conseguenze. Ma è la stessa cosa che sta capitando in Germania, è la stessa cosa che è capitata in Austria, è la stessa cosa che capita in Francia. Cioè bisognerebbe scrivere un libro per dire 30 anni di ideologia di sinistra, di socialdemocrazia deviata. Quali guasti hanno prodotto la società e quali prezzi stiamo oggi pagando? Ma tu capisci che in questo paese continuiamo a sopportare Prodi
che ci dà le ricette per la ripresa quando è il primo responsabile della povertà degli italiani. Ma è provato che è così. Non sono più discorsi da campagna elettorale, sono i numeri che lo dicono. Carlo, sono i numeri che lo dicono. Apro una piccola parentesi. Tu hai citato il sindaco di Milano, Beppe Sala. Allora, apro una parentesi del tutto difforme rispetto a questo argomento, perché ieri il sindaco ha chiesto al suo partito, al PD, o quello, credo sia il suo partito, non lo so. No, lui ha detto che non è il suo partito, ma è il suo azionista di riferimento. Ecco, come Bruno Vespa con la Democrazia Cristiana. Esatto. Allora, ditemi chiaramente che cosa farete sul Salva Milano, perché come molti sanno e molti magari non sanno, a Milano si è costruito tanto in questi anni. Tutto il business degli immobili, dell'immobiliare, delle vendite, delle costruzioni è andato avanti abbastanza forte, no? Si è costruito anche in maniera tale che alcuni cittadini non l'hanno vista tanto bene, perché insomma sono stati tirati su palazzoni dentro i cortili e tante belle cose. Adesso, siccome il gioco è fatto... Anche i boschi verticali, sì, appunto. E tra l'altro il mitico Archistar Boeri è stato pure indagato per la biblioteca di Porta Vittoria e tante altre cose. Ed è a processo per un altro grattacielo. Per un altro grattacielo sui Navigli. Benissimo. Allora, tu come la vedi? Il Salva Milano è favorito anche da non pochi esponenti dell'opposizione al sindaco Sala. Intanto nel caso di Sala, perché Salva Milano, io una mia idea sulla città ce l'ho ovviamente vivendoci, però sono curioso della tua, Carlo. Allora, intanto Salva Milano nel caso di Sala va scritto in maniera diversa. Salvami staccato L''ano. Ecco, mettiamola così, meno poeticamente. Sì, perché è la dimostrazione della pavidità della classe ZTL milanese di fronte agli eventi, ok? Perché se tu sei, come lui ritiene di essere, un avversario duro e puro dei leghisti trinariciuti, non accetti che sia Salvini appunto, a darti la ciambella di salvataggio. Poi chiede a Salvini di essere salvato. Non puoi chiedere a Salvini di essere salvato, ma soprattutto non puoi fare quello che ha fatto ieri. Con una mano dire il PD bisogna che mi dica se approva o non approva il Salva Milano nella ortografia che ti ho detto, con l'apostrofo, e poi dire ma Salvini fa sull'immigrazione del terrorismo e promette delle cose che gli italiani imbecilli ritengono possibili. No. Io a questo punto, se fossi la Lega, fossi Salvini, chiamerei Sala e gli direi: compagno Sala, che vogliamo fare? Facciamo che noi ritiriamo il Salva Milano? No, anche perché mi viene da dire, se la Procura di Milano ha aperto inchieste, vuol dire che c'è del sugo. No, ma aspetta, mi viene da dire un'altra cosa. Se i magistrati sono intoccabili come ritiene il PD, in ogni qualsiasi faccenda, allora anche in questo caso sono intoccabili. Appunto, dico. Se hanno aperto un'inchiesta qua nella città simbolo, no? Qualcosa ci sarà. Ma anche lì, perché la Lega, il centrodestra si fa mangiare in testa sulla comunicazione questa roba e non sbandiera queste enormi contraddizioni? Perché? Perché Maiorino si può permettere col baffetto? Ascolta, se il sindaco fosse stato un leghista, cosa sarebbe successo? Appunto, è questo che io chiedo. Perché Maiorino col baffetto imbiancato può dire tanto una sintesi la troveremo, dicendo non rompete le balle? Sì. No, Maiorino, noi rompiamo le balle. Noi vogliamo sapere come stanno le cose, vogliamo anche sapere quanti interessi gli ambienti vicini al PD o sponsorizzati dal PD hanno in questo saccheggio immobiliare della città di Milano. Ce li devi raccontare. Io me lo ricordo quando ero un giovanissimo praticante, le inchieste dell'Espresso, il sacco di Roma contro i palazzinari romani alimentato dal PC. Ma il sacco di Milano, c'è qualcuno che se ne vuole fare carico o no?
No, con effetti collaterali socio, diciamo così, antropologici, economici, orribili, orribili. Non ci sono più le comunità, orribili. Gli studenti sono costretti a sparire, non puoi andare a lavorare a Milano perché appunto il prezzo dell'abitare a Milano è incompatibile con qualsiasi stipendio che non sia da ipermanager. Hanno distrutto una città. Esatto. Ma hanno distrutto, Carlo, hanno distrutto anche una delle anime profonde di questa città, che era realmente quella popolare e realmente una città accogliente, nel senso che chi aveva voglia di lavorare e di fare qua c'aveva il suo pane, non era un modo di dire. La domanda è, ma perché Milano era una città intimamente socialista? Ed è sempre stata una città intimamente socialista. Bei tempi, mi viene da dire, Carlo. Assolutamente sì. Ti dico io per primo bei tempi, ma perché era intimamente socialista? Perché era la città nella quale la aristocrazia operaia aveva conquistato uno spazio di dignità, e questa aristocrazia operaia era fatta in larghissima misura da pugliesi, calabresi, siciliani, arrivati a faticare e che con impegno e intelligenza hanno costruito la ricchezza di Milano. È vero o non è vero? È verissimo. Okay. Ecco. Allora, quando si esalta Mani Pulite, quando si dice allora D'Alia, il potere politico è stato azzerato, questi malfattori, c'è qualcuno che ha fatto i conti e ha considerato quale distruzione sociale Mani Pulite abbia generato a Milano e in questo paese? E oggi è possibile che nessuno chieda conto agli occupatori del potere di Palazzo Marino, che vivono di continue contraddizioni, tipo dire in via della Spiga si va a piedi e poi però tolleriamo l'occupazione delle case della Salis. C'è qualcuno che è in grado di mettere in mora questa roba e ne abbia voglia di farlo? Perché guarda che quello che ha detto ieri Sala, se uno lo distillasse con la lente della memoria e con il fuoco dell'intelligenza, è da scriverci un trattato sulla... Ma sai che cosa? No, scusami caro, non volevo interrompere. Finito. Questo è il concetto, di pure. Tu che sei meneghino, non ti volevo interrompere, ma mi stavo meravigliando, proprio mentre tu ripercorrevi così lucidamente le questioni, che mi stavo meravigliando del fatto che Milano possa tollerare un sindaco come Sala, ma non perché voglio parlare dell'individuo, capisci, ma di quello che è e rappresenta, di quello che dice. Per il salismo. Sì, diciamo, esatto, il salismo, non lui, perché non lo conosco, non me ne frega niente. Non me ne frega niente, però appunto quello che dice, il suo sostrato, diciamo, politico-culturale, mi fa meraviglia che una città come Milano non abbia una opposizione in grado di opporsi veramente a questo qua. E all'ultimo giro hanno candidato una brava persona, ma che non aveva neanche la lontanissima possibilità di competere con lui, per mille motivi che non stiamo qua a ripercorrere. Non si può non trovare un candidato all'altezza a Milano e non si può non avere un'opposizione a Milano che permette a questo qui di fare tutto e il contrario di tutto. Il sacco della città, gli interessi più immondi, la distruzione di quella base che tu dicevi, veramente una delle anime di Milano profonde, nel silenzio totale. E fammi dire che la Lega milanese e la Lega lombarda nasce su quell'istanza socialista tradita. Cioè, Formentini da dove arrivava, scusa? Appunto, voglio dire, il recupero di quella radice anche per la Lega sarebbe un recupero della propria identità profonda. E recupererebbe anche una gran parte della sinistra laica, liberale, intelligente di questa città. Sì, accompagnando una trasformazione di quelle posizioni su un orizzonte di contemporaneità, che non può più essere la nostalgia dell'egualitarismo, ma deve essere la percezione della sfida, dell'efficienza, della diffusione del benessere, che è quella che poi tutto sommato la Lega ha cercato di fare quando è stata al governo. Ma insomma, ogni tanto qualche bagno nella memoria fa comodo, serve, contribuisce a vivificare l'attualità. Detto questo, c'è una cosa che a me ha molto impressionato ed è il silenzio ancora, la connivenza dei media, scusami. Hai visto la faccia di Boeri
interrogato, quasi come se lui fosse un principe feudale vincolis solutis che fa l'offeso per il semplice fatto che gli viene chiesto conto. Esatto. Sì, no, è perfetto. Hai tracciato il quadro che anch'io, la stessa impressione l'ho avuta io. Esattamente. E la domanda è in una repubblica democratica nata dall'antifascismo, con la Costituzione più bella del mondo, è tollerabile? Abbiamo il Principato di Milano qua. È tollerabile? No. Vabbè, Carlo, cambiamo argomento, poi dopo apriamo le linee tra qualche minuto, dopo le 10:30, anche per chi volesse intervenire, 0290 294 7222, ma intanto potete mandare i vostri messaggi, come state già facendo, al 340 6709 659. Saltando tra gli argomenti della nostra scaletta, Carlo, io ti devo chiedere cosa significa per te mega. Lo slogan maschiano, Make Europe Great Again. Significa che io voglio essere libero di fare i miei interessi anche in Europa, o c'è un progetto politico sostanzioso, per quanto non ancora declinato nelle sue generalità? Allora, significa una cosa, anche qui, che segnala un ritardo culturale. Tra l'altro faccio notare una cosa a proposito di vecchia Lega, che Marco Reguzzoni, che è stato oggi è Forza Italia, ma era la vecchia Lega, capogruppo anche della Lega alla Camera, ha detto mega l'ho inventato io, ed è vero, perché Make Europe Great Again l'ha inventato lui. C'è anche una pubblicazione, un sito, Mega Today, che pubblica da mesi. Chiudo parentesi per questa curiosità. Ma perché? Come dire, fra intelligenti ci si capisce, no? Cioè, non so come dire. Detto questo, ieri sentivo una trasmissione, non mi ricordo più se era da Porlo, che i soliti sinistri dicono: ma Musk è un conservatore pericolosissimo. Ora, uno che vuol portare l'umanità su Marte, che ha fatto dell'intelligenza artificiale il suo business, che con tutte le pecche dell'intelligenza artificiale. Fammi fare una battuta. Fammi fare la battuta, che se proprio devo scegliere tra Marte e la riviera di Gaza, io vado a Gaza. Sì, anch'io. Però, comunque, capisci, un visionario pazzo che possa essere conservatore, questo soltanto la sinistra italiana. Ma infatti non lo era, perché era progressista fino a poco tempo fa, o democratico. Ma continua ad esserlo. L'idea del mega è l'idea di dire basta con gli schemi antichi, lavorate perché gli strumenti della tecnologia siano il vostro passaporto per la crescita complessiva. Ora, io di questo poi si deve discutere sulle garanzie, sui modi, su tutto quello che vuoi, ma una cosa è sicura. Musk è uno che con un tablet ridisegna un business. La comunità europea ci mette 10 anni e 15.000 pagine di decreti. Sì. Allora il mega significa, cara Europa, se tu vuoi stare al passo con la contemporaneità e vuoi accettare la sfida anche con noi americani di costruire un nuovo ordine mondiale basato sulla prosperità, devi abbandonare il tuo abito antico. E questa è la forza di mega. Poi dopo possiamo discutere quanto volete, e secondo me è pure corretto farlo, sui limiti, sui confini, sui regolatori che ci devono essere per un'iniziativa come quella di mega, ma che mega sia la spia e il segnale della inutilità, anzi della dannosità di questa Europa, è assolutamente vero. Mega al posto di UE, diciamo così. Assolutamente sì, o quantomeno no, o meglio, un UE che sussuma da mega la sfida della contemporaneità. Una mega UE, diciamo così. Una mega UE. E intanto oltre al fatto che quando incontri una signora, fammi una mega, non è mai una... Questa la tralasciamo, Carlo, la mettiamo in oblio. E intanto però i dazi di Trump, chi li paga? E secondo te che succede in Germania col voto del 23 febbraio a proposito di mega e di UE? Allora, nonostante lo scivolone per essere un pochino rozzo, Carlo, il voto in Germania apre la strada a mega o no?
Il voto in Germania apre la strada alla dissoluzione della burocrazia europea. Questo è poi il dubbio. I tedeschi hanno una paura folle di tornare ad essere poveri, e lo stanno per diventare, e probabilmente si sono resi conto, cioè ci possono essere due reazioni. Una reazione è chiudersi e fare quello che hanno fatto sempre. Non a caso, non so se hai notato che uno dei primi provvedimenti presi da Scholz per arginare la sua rovinosa caduta è riarmiamoci. E quando in Germania senti la parola riarmiamoci non devi dormire sonni tranquilli. La seconda cosa che mi preoccupa, e mi preoccupa molto, è che i tedeschi, quando sentono aria di instabilità, tendono a diventare autoritari. La terza cosa che invece è inevitabile è la sconfitta della socialdemocrazia e dei liberali e dei verdi, con un arroccamento della Germania su posizioni particolarmente conservatrici, il che da una parte contrasta con la necessità di aprire l'Europa invece a sfide tecnologiche molto più ampie, ma dall'altra costituirà un bagno di realpolitik che rende a quel punto rende indispensabile, non so se mega, ma rende indispensabile ragionare intorno al profilo che l'Europa si è data. Faccio notare un'altra cosa di cui non si discute mai. Il signor Trump, e sui dazi credo che Trump faccia la solita melina di tutti gli uomini d'affari, vedrete che i dazi serviranno a Trump esclusivamente come grimaldello per far passare alcune convinzioni di nuovo assetto mondiale. C'è un dato: la sfida che Trump lancia sugli armamenti è una sfida che noi europei non siamo in grado di accogliere, e a quel punto la domanda è: ma se lui veramente ci pone non i dazi, ma questo out o cacciate i soldi o io me ne vado dalla NATO, noi che facciamo? Perché il vero dazio che a me preoccupa non è il dazio commerciale, perché poi alla fine una mano lava l'altra, tutte e due lavano il viso, i conti tornano pari. Quello che mi preoccupa è se lui mi mette in mora rispetto alla fedeltà alla causa occidentale. Carlo, dobbiamo fermarci qualche minuto. Scusami, e mi preoccupa talmente tanto che la stupida della von der Leyen come risposta ha dato guardiamo alla Cina. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto cari amiche, cari amici, insomma cari ascoltatori da Alberto Acerbis. È iniziata la campagna olearia. In questo momento chi ama l'Italia non può non amare anche i suoi frutti, che alla fine sono i suoi figli. Parliamo dell'olio Acerbis, parliamo di estrazione a freddo, parliamo di olive raccolte al giusto punto di maturazione. Parliamo di un qualcosa di straordinario. Ormai non c'è più spazio per il non lo sapevo. L'olio Acerbis, olio italiano 100% estratto a freddo, olive italiane. Mettete in casa qualcosa di unico, di straordinario, che vi fa davvero riscoprire i sapori di un tempo. 6 bottiglie da litro di olio Acerbis, d'olio novello, straordinario, 84 euro. Olio nuovo, prezzo vecchio. Trasporto non lo pagate. Per ordinarlo, per prenotarlo chiaramente direttamente al frantoio 030 68 44 08 oppure olioacerbis.com, perché l'olio bu e ve sempre regala. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Allora Carlo, ce lo sapevi che è iniziata la stagione della campagna olearia, giusto? No, bisogna che mi dai il telefono di Acerbis. È un grande. Quello che no, io lo devo chiamare, devo dire senti Acerbis, te lo rifaccio io lo spot, a gratis. Quello che è sicuro è che noi lo amiamo, come dice Sammy introducendolo. No, io lo amo veramente. Stavo riflettendo che meno male che non fa la frutta. Perché altrimenti avremo qualche problema. Sarebbe stato sempre Acerbis. Mantienici la frutta Acerbis. Allora, ti giro comunque intanto. È un mito. È un grande. No, è un grande. Allora ti giro qualche messaggio e poi nel frattempo chiedo a Francesco, che saluto e ringrazio in regia, di aprire le linee per le telefonate. Chi vuole intervenire con Carlo Cambi può farlo. 02 92 94 7222. Carlo, un tuo omonimo, scrive una domanda: quanti ne hanno, virgolette, educati con l'omicidio in Svezia, con la strage in Svezia? Un saluto. Allora un altro ascoltatore, Mario, dice: non dimenticate i muratori bergamaschi a Milano. E come se hanno fatto Milano questi qui? Certo, sono stati una turbo iniezione di energia i bergamaschi a Milano, i famosi Magut bergamaschi che venivano a fare i lavori dalla bergamasca col furgoncino. Ci sono stati anche degli altri muratori, quelli che hanno fatto il Duomo, i maestri Comacini, che avevano la testa di cambiare l'ordine mondiale e Milano era la capitale di quell'idea di libertà che si è affacciata alla fine del 1100. Il Duomo ne è lo specchio dei maestri Comacini. Il Duomo ne è lo specchio, scusate se ogni tanto. Certo, allora Maurizio ci scrive Vannacci a Sanremo, questa qui mi manca Carlo, perché il Vannacci va a Sanremo, meglio che lavori... meglio vabbè, che... Dopo la Ferragni è tutto possibile. Vabbè, ragazzi, meglio che lavori a Bruxelles, eccetera, eccetera. Mentre ciao Giulio, scrive Luca con la K da Brescia. Un saluto e un abbraccio affettuoso al grande Carlo. Io da indipendentista avrei proposto per gli italici più che mega l'acronimo. Dunque, facciamo l'Italia grande ancora. Vedete voi cosa viene fuori di acronimo. Sai mica che sai mica che seguito, si fa per ridere, scrive naturalmente il nostro Luca. Facciamo l'Italia grande ancora, se fate l'acronimo che divertimento, come Alvaro Vitali e Dino Banfi. Ferdinando da Verona, carissimi, è inutile meravigliarsi il perché non esiste la reazione. La risposta è semplice: siamo un popolo di democristiani falsi e traditori e il centrodestra attuale lo sta dimostrando. Altro messaggio: le trasmissioni col dottor Cambi dovrebbero durare 8 ore, ne sarai felice. Non dimenticare l'acronimo. Qualcuno della tua radio un po' meno, ma non importa, ognuno ha i suoi gusti, no? Quindi intanto abbiamo forse, credo, presumo, immagino 3 telefonate addirittura. Può far bacco. 02 92 94 7222. Pronto? Pronto. Buongiorno. Buongiorno da Mario, dalla Sabina Felix. Non potevi mancare, Mario, ti aspettavamo. Mario, che tempo fa, Rieti? Bella giornata, stupenda, piena di sole, siamo contenti. spettatori 80.000 circa, arbitri. Allora no, volevo dire una cosa, ma io ieri devo fare una premessa, ragazzi. Io devo ringraziare una persona che a me fa ribrezzo. Chi è? Sapete chi? Matteo Renzi. Sapete perché? Perché ha portato via la sedia a Conte, l'ha fatto cadere. Io ieri sono rimasto letteralmente basito, non lo conoscevo sotto questa veste. Ho visto i 5 minuti di Vespa, ho visto non più l'avvocato elegante con la pochette, sai, il pretino uscito da Villa Nazareth, no? Quello che piaceva tanto alle attempate signore, diciamo, in tempesta ormonale. Quello, insomma, quello che piaceva le bimbe di Conte. Ho visto un invasato totale, aggressivo, con toni alti, ridarguiva Vespa, lo affittiva, un veleno contro la velone, cioè ha tirato fuori un'anima che io non conoscevo di questo avvocaticchio pescato chissà dove. Noi sappiamo sì, il cardinale Silvestrini e sta roba qui, ma lo dovevate vedere ieri. Io non ho mai visto Conte in quella guisa, come si diceva una volta, no? Le vene del collo empie, e noi abbiamo avuto questo praticamente colsionava a reti unificate durante il Covid,
alle 21 di sera, manco in Nord Corea, l'abbiamo avuto Presidente del Consiglio. Voi guardate l'intervista di ieri a Vespa, 5 minuti, e vi rendete conto di chi abbiamo avuto Presidente del Consiglio. Una metamorfosi, aggressivo, vene al collo che scoppiavano, redarguiva Vespa, lo azzittiva, poi gli alzava pure le mani. Perché questa trasformazione? E chi abbiamo avuto? Viva Renzi in questo caso. Allora, grazie Mario, abbiamo altre 2 telefonate in coda, le passiamo subito se sei d'accordo. Carlo, pronto? Sì. Pronto, buongiorno. Chi è là? Come dice qualcuno, chi è là? Pronto? Pronto, buongiorno. Pronto. Sentiamo niente. Pronto? Sono Marco da Mantova. Buongiorno Marco. Allora, io non mi stupirei che la von der Leyen guardi alla Cina, anche perché il progetto di una baronessa è quello di riportare l'Europa, secondo me, a quello che era prima della Seconda Guerra Mondiale, in mano alle aristocrazie e sostanzialmente alla grande industria, al latifondo ad essere agganciato. Ci hanno impiegato 70 anni, però piano piano, anche utilizzando dei politici ad essi agganciati, le aristocrazie, secondo me, stanno riprendendosi l'Europa a costo di andare contro gli Stati Uniti. Mica del resto si stanno, o perlomeno loro hanno già detto chiaro e netto a Trump, piuttosto guardiamo la Cina. Bisognerà vedere se ci riusciranno. Speriamo di no. Ciao, grazie. Bene, allora c'è un'altra telefonata, allora la sentiamo. Pronto? Sono Gianni da Genova, ciao Giulio. Buongiorno Gianni. Caro Carlo. Ciao Gianni. Diciamo che qua ci vorrebbe un bel pernacchio professionale del caro Edoardo De Filippo, perché qui come politica stiamo andando proprio a brett completamente. Se l'esempio sono gli Stati Uniti d'America per la nostra società, il modo di vivere, di esprimersi attraverso millenni, e naturalmente piccolissime imprese che sono quelle che producono ricchezza per il paese, siamo fritti. Se non si prende in mano la situazione e la si finisce col patto di stupidità, patto di stabilità, tutte quelle stronzate lì, le poche imprese che sono rimaste, artigiane eccetera, spariranno. Altro che green, qui andiamo su Plutone, andiamo su Marte. Qui serve stare in piedi ben per terra, avere una politica che faccia gli interessi di chi lavora e chi produce. Grazie Gianni, grazie anche a te. Dobbiamo essere un po' sintetici perché sono già le 10:39 e poi ci sono anche le risposte da dare, quindi ti lascio la parola, Carlo. Ma allora, sull'aristocrazia europea sì, può essere, ma in realtà è la incapacità europea che fa guardare la Cina, perché è una risposta che è una scorciatoia. Io faccio un'altra domanda: bisogna vedere se la Cina ci vuole, perché la Cina ha un suo progetto che è di dominio del mondo attraverso le alleanze strategiche con i paesi BRICS, cioè del riscatto degli ultimi, i quali hanno ovviamente abboccato a questa proposta, a questa lusinga cinese, e stanno costruendo un mondo alternativo. C'è una cosa che è passata per occhio e che nessuno ha considerato: quando Trump sostanzialmente cerca di svuotare i BRICS, avendo compreso che la minaccia della circolazione CHIPS, cioè l'alternativa allo SWIFT, che sarebbe il sistema di pagamento incentrato sul dollaro, è una vera minaccia per l'Occidente. E noi di fronte a questa roba qua stiamo in una, come posso dire, incapacità strategica di elaborazione spaventosa. Quindi il tema non è soltanto le aristocrazie, è che queste aristocrazie rischiano di farci diventare sudditi di regimi antidemocratici, e questo per convenienze momentanee, per incapacità di risposta, per incapacità di elaborazione strategica. Io la vedrei così, è molto più preoccupante. Quanto a Conte, ma che Conte fosse un levantino improvvisato e bilioso è evidente. Qual è il problema che ha Conte? È che sta perdendo potere, sta perdendo consenso, che la favola dei 5 Stelle si è smontata perché di fronte alla non capienza economica non c'è la possibilità di fare voto di scambio come faceva Lauro. Il reddito di cittadinanza è il 110%, sono voto di scambio, e mi meraviglio che le procure della Repubblica di questo paese non l'abbiano incriminati per questo. Quindi è evidente che Conte, che è poco, anzi nulla,
oggi acquisisce degli atteggiamenti irosi e bellicosi perché deve conquistarsi uno spazio di visibilità, il che non significa che sia uno spazio politico. Quando alla piccola e media impresa ha perfettamente ragione il nostro amico genovese. Il tema però è un altro, che se noi non rompiamo i vincoli europei e non diamo retta all'idea di fare accordi bilaterali con l'America e con gli altri paesi che gravitano in Occidente e continuiamo a stare dentro l'Europa, non abbiamo spazio. Io non so più come scriverlo, l'ho scritto 1000 volte, ma il surplus economico della Germania, che da 20 anni mortifica le altre economie e inchioda le economie del sud con i patti di stabilità, hanno impoverito il continente, hanno reso sterile la capacità industriale dell'Italia. Ma perché? È molto semplice, ve lo spiego con 3 parole. Quando vi parlano di salari bassi, guardate che il salario è funzione della produttività, la produttività è funzione della domanda, la domanda è fatta da investimenti e consumi. Che cosa ha fatto la Germania in Europa? Ha depresso la domanda interna perché voleva esportare quanto più possibile i suoi prodotti. Vi faccio notare che la Germania ha avuto un surplus commerciale di 300 miliardi negli ultimi 10 anni ogni anno. Questo significa che ha distrutto la capacità competitiva degli altri paesi. E se noi non ci liberiamo da quel vincolo, possiamo fare tutto ciò che vogliamo, ma non ce la faremo a riconquistare quell'efficienza industriale che è indispensabile per generare ricchezza. Carlo, ti giro qualche messaggio, intanto poi riapriamo le linee. Scrive una nostra ascoltatrice: continuiamo a dire armiamoci, ma contro chi dovremmo andare in guerra? Faremo forse la guerra fra di noi? Si continua a dire che la Russia invaderà l'Europa. Dobbiamo armarci per questo? Punto di domanda. Quanto al Vannacci, scrive un altro ascoltatore: Francesca, non può comprarsi il biglietto per Sanremo come fanno tutti. Da quel che ho capito velocemente va a presentare il libro al Casino per i venerdì letterari durante il festival, ma non dentro il festival, se a qualcuno può interessare. Ora, io voglio tanto bene a Vannacci, che Vannacci abbia fatto letteratura mi pare un po' eccessivo. Comunque, abbiamo poi un altro messaggio, Gian da Brescia. Qui a Brescia, passando vicino ai cantieri, sento solo lingue straniere dell'est, altro che muratori bergamaschi o bresciani. E questo però è una roba di lungo periodo ormai. Intanto, che ci vuole a uscire dall'Europa, scrive Massimo. Qual è il problema? Così, en passant, no Carlo? Sono 2000 miliardi più o meno. Gianni da Roma: mi sono sempre chiesto le ragioni dell'oggettivo senso di inferiorità culturale psicologica che il centrodestra mostra nei confronti della sinistra. Poi però vedo che nonostante questo atteggiamento pavido e remissivo, il centrodestra continua a essere maggioranza nel paese. Allora non sarà che evitare le stesse armi prepotenti ed aggressive della sinistra alla fine della giostra sia più produttivo? Si domanda Gianni. Che dici? No. No, non è più produttivo e vi dirò di più, che il centrodestra va avanti perché l'elettorato è più maturo della classe politica che lo rappresenta. Il tema dell'egemonia culturale esercitato dalla sinistra in questo paese è un tema fondamentale rispetto al quale il centrodestra non si è ancora misurato e non ha risolto i problemi. Vi faccio notare una cosa, è una spia, non è che questo spieghi tutto, ma perché ha nominato San Giuliano? Per un motivo molto semplice, perché ha osato toccare la lobby del cinema. Ma toccare la lobby del cinema che cosa significa? Significa mettere a dieta, ad astinenza, una pletora infinita di nulla facenti che gravano sulle casse dello Stato e si sentono vincolis solutis perché loro sono i creativi. Non so se vi è chiaro. Mentre un artigiano di casa mia, di Casette d'Ete, inventa le scarpe per i malati d'Alzheimer col trasponder in modo che se si perdono si ritrovano, deve fare tutto da solo, con la finanza che gli guarda fino all'ultima fattura, con una serie di regole burocratiche spaventose. Questi signori del ciarpame sinistro, nel culturame sinistro, fanno quello che gli pare e sono quelli che poi piangono perché devono interpretare Mussolini e quindi si sentono sminuiti, e sono quelli che hanno accesso alla RAI e fanno come gli pare, e sono quelli che vanno nei convegni onorati e gratificati anche dalle
amministrazioni di centrodestra. Il tema dell'egemonia culturale nel paese è fondamentale per costruire un'alternativa politica. Finché la destra non si rende conto di questo, non c'è la possibilità di estirpare il luogo comunismo da questo paese. E il luogo comunismo è la prima zavorra che ha l'Italia. Carlo, mentre tu dicevi creativi, a me mi tornava in mente il buon Boeri, no? Che ci ha avuto sta trovata replicata 1000 volte poi di mettere le piante sul balcone, no? Perché per diventare un genio creativo. Beh, che se chiamavano giardiniere mio via Villa Potenza, dopodiché tu devi vedere, non so se l'avrai visto, no? Il nuovo progetto della mitica biblioteca di Porta Vittoria, che ci abbiamo messo 35 anni per tirarne fuori un progetto, no? Poi oltretutto, tra l'altro, no? Milano. No, ma che poi se leggi il nome, già il nome di per sé ti dà l'idea no, ma la sigla intera, cioè non c'entro manco morto, perché è respingente, cioè, capito? È questa idea che è a metà strada fra il Cremlino e il Milk Pop, cioè è una roba folle. Sì, oltretutto, questi hanno quest'idea. Oltretutto la geniale invenzione architettonica è una mega serra, cioè una sorta di mega serra, diciamo così, tutta invetriata. Perché così è sostenibile ambientalmente, certo. Greta è contenta, eccetera, eccetera. Lasciamo perdere. Comunque, allora, non capisco perché, scrive un altro ascoltatore, il generale Vannacci vi fa sempre un po' sorridere. A Pontida lei Cainarca l'ha intervistato senza sorridere. Senza sorridere perché a Pontida abbiamo parlato di cose serie, di federalismo. A me non è che mi fa sorridere. Se il generale Vannacci sta dentro il suo, e cioè fa politica, pone giustamente in mora il luogo comunismo, si occupa di riequilibrare i valori, io sono il primo ad osannarlo. Dov'è che mi dà fastidio Vannacci? Quando si traveste da tentativo di star, quando imita la Ferragni. No, allora, lì perde di credibilità, secondo me, e perde anche di efficacia. E comunque sta roba di Sanremo mi fa sorridere. Vi posso assicurare, avendo lavorato per anni in televisione, che la sindrome da telecamera è una cosa bestiale. Insomma, sarà attrezzato però ha affrontato ben altre cose, credo che possa affrontare anche questo. Vabbè, però il giramento di testa che ti fa avere quella popolarità effimera dei riflettori è spaventosamente pericolosa per un soggetto come il generale Vannacci. Per cui se io potessi dargli un consiglio direi: generale, si astenga dalle adunate pop. Continui a lavorare per dare a questo paese la consapevolezza della diversità positiva. Allora, abbiamo due telefonate in attesa e poi credo un paio di messaggi che ti girerò immantinente. Intanto sentiamo la telefonata. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Sono Giampaolo Bernasconi da Faloppio. Buongiorno. Faloppio buongiorno, Como? Saluto il signor dottor Cambi. Faloppio Como verso la Svizzera. Quasi vicino alla Svizzera, sì, a 3 chilometri dalla Svizzera. Purtroppo. Senta, come? Purtroppo dico, 3 chilometri in qua. A un passo dalla Purtroppo no, perché la Svizzera non è stata inglobata dentro logiche negative. Comunque volevo dire una cosa sulla Germania e sulla Cina. La Cina negli ultimi 30 anni è cresciuta del 10% l'anno, perché hanno fatto dei dazi favorevoli. Questi dazi li ha fatti, questa politica l'ha fatta Bill Clinton con le delocalizzazioni che ha firmato il GATT nel 1994. Quindi è stata la sinistra che ha preparato la distruzione dell'Occidente. Mi consento una postilla largamente aiutata da Romano Prodi quando interesse ha preso l'opportunità cinese, ma la strada l'ha spianata Bill Clinton. Sì, siamo d'accordo. Volevo dire una cosa sulla situazione italiana. Io avevo già detto che in Italia nel 2005 c'era 1,5 milioni di poveri in povertà assoluta, poi sono continuati a salire fino a 10 milioni attuali. Abbiamo 10 milioni di persone che prendono psicofarmaci. Il governo dovrebbe fare un'operazione di verità su questa situazione, perché non si può più andare avanti così. Grazie, buongiorno. Grazie a lei, ti lascio subito la parola, Carlo. No, non ho nulla da aggiungere, ha detto una cosa assolutamente commendevole. È vero, ci vuole un'operazione di verità sullo stato di salute psicologica del paese. Beh, io ho la sensazione che qua ci siamo impoveriti di fatto moltissimo, perché non conta che... Ma certo che siamo impoveriti, voglio dire, sei stato legato mani e piedi a un paradigma economico
che era ritagliato su un'economia completamente diversa dalla tua e volontariamente ti sei fatto suddito, è evidente che dopo sei povero. Allora, il problema è che noi continuiamo a consentire ai Prodi, ai Monti, ai Draghi di concionare e pendiamo dalle loro rabbie. Ma voi vi pare possibile che uno come Draghi, che è quello che scrive la famosa lettera del 2011 in cui dice rigore, improvvisamente si impalca dopo 20 anni di disastri a dire serve il debito comune perché senza debito non si sviluppa l'Europa? Vabbè, no comment. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, mi chiamo Dario, chiamo da Valdobbiadene. Salve Dario. Volevo rispondere all'ascoltatore di prima che chiedeva come si esce dall'Europa, no? Dall'Europa, a parte che tutto si potrebbe fare, ma ci si potrebbe appellare all'articolo 52, che prevede però che possano uscire dall'Europa gli stati in deroga. Gli stati in deroga sono quelli che non partecipano all'euro. L'euro non è una clausola fondamentale per essere in Europa, si può benissimo stare in Europa essendo fuori dall'euro, quindi innanzitutto bisognerebbe uscire dall'euro. Una volta usciti dall'euro ci riapproprieremo immediatamente di quella che chiamano la sovranità monetaria e potremo quindi stampare i 2.000 miliardi che servono, come dice il dottor Cambi, per pagare l'uscita dall'euro che verrà di conseguenza. Sì, solo che i 2.000 miliardi li devi aver garantiti da qualcosa, noi non ce l'abbiamo quella garanzia. Capisco benissimo che il dottor Cambi mi seppellirà con tutte le sue argomentazioni. Però io non la seppellisco, io sarei felicissimo di uscire dall'euro. Faccio anche notare, per esempio, che la Germania non ha mai rinunciato al marco. Ecco, Carlo, aspetta un attimo perché ho idea che non ci si non senta l'ascoltatore, quindi facciamo finire lui. Io capisco che poi lui avrà tutto il tempo e il modo di rispondere con tutte le sue argomentazioni, però vorrei che queste argomentazioni fossero messe a confronto almeno con un'altra teoria. Potrebbe essere Geminello Preterossi, potrebbe essere Luciano Baraccaracciolo, tanto per fare due nomi, e non mi venga a dire Tizio è così, Caio è colà. Mi risponda sulle teorie che hanno questi e si accetta un confronto che ce lo dica, perché altrimenti continuiamo a sentire opinioni di gente che celebra il liberismo e condanna Draghi e Prodi, che sono quelli a cui i liberisti dovrebbero fare un monumento perché ci hanno liberato da quei carrozzoni. No, mi dispiace, lei bisogna che io non so se lei ha fatto economia, però bisogna che allora, Carlo, ti chiedo un attimo di pazienza perché abbiamo ancora una telefonata, poi direi ci fermiamo perché sono le 10:54. L'ultima allora telefonata, pronto? Buongiorno. Cambi. Volevo fare una domanda. Lei, Cambi, ha mai sentito parlare di quello che sta accadendo adesso, cioè Cesare Nesara? Allora, questo è quello che l'amministrazione Trump e chi c'è dietro di lui sta facendo. Quindi tutte queste cose che noi giustamente stiamo dicendo sull'economia stanno in questo momento, che è il 5 di febbraio, spazzate via da Gesara e Nesara. Grazie e buona giornata. Chi sono questi? Non ho capito io, Carlo. Non ho capito nemmeno io. Sono due supereroi negativi. Non lo so, non ho capito niente. Comunque, Carlo, torniamo al dunque dell'ascoltatore di Valdobbiadene. Sì, vorrei parlare con l'ascoltatore perché mi pare che debba tornare se ha studiato economia deve tornare a studiare. Allora, non ho mai detto che non si può uscire dall'euro, io sarei felicissimo di uscire dall'euro. C'è un piccolo problema, che noi abbiamo 3.000 miliardi di debito che sono in circolazione sui mercati e che devono essere garantiti. Stampare moneta, come dice lui, recuperando sovranità monetaria, impone che tu abbia dei volumi economici che sostengono quella moneta e noi quei volumi economici non ce li abbiamo. Quanto a dire che io sono un liberista, lei non ha capito assolutamente nulla. Io sono un liberale, che è una cosa diversa dal liberismo, e la cosa che non ha capito è che Mario Draghi e Romano Prodi sono tutt'altro che liberisti.
Mario Draghi e Romano Prodi sono degli statalisti che hanno contribuito alla crescita in Europa del modello tedesco sulla scorta delle teorie di Andreatta, che riteneva che tenere la Germania in una condizione di continuo sviluppo avrebbe assicurato la pace europea. La costruzione che hanno prodotto questi signori non è una costruzione di politica economica, ma è una costruzione di politica, punto e basta, non tenendo conto dei fondamentali economici. Quanto agli economisti che lei mi cita, sa che cosa dicono questi signori? Che bisogna collettivizzare gli strumenti di produzione. Sa che le dico? Che collettivizzare gli strumenti di produzione è l'anticamera della dittatura e io non lavorerò mai a un programma economico che ha come punto finale la dittatura, perché come diceva Winston Churchill, il capitalismo è il peggiore dei mondi possibili, peccato che non abbiano ancora inventato l'alternativa. Carlo, sono le 10:58, ci salutiamo, però prima di comunque salutarci... quanto al confronto con quegli economisti, quando volete, ecco. e in qualsiasi sede. Prima di salutarci, io ti volevo chiedere però solo una cosa, perché tra le varie questioni che avevamo elencato prima ce n'è una che un po' mi solletica, cioè il fatto che ogni tanto si dice abbiamo aumentato le entrate recuperate dall'evasione fiscale, no? Lo ha detto l'altro giorno il vice ministro dell'economia Maurizio Leo. Siamo passati da 31 miliardi nel 23 a 32,7 nel 24. E a me da cittadino mi viene da dire, e quindi? E quindi nulla, perché vedi, c'è una strana cosa che si dice che il recupero dell'evasione fiscale dovrebbe essere interamente dirottato ad abbassamento della pressione fiscale e invece viene utilizzato dal governo per far quadrare i conti della spesa corrente. Questa è una roba dalla quale nessun governo di destra e di sinistra si è mai liberato. Quanto a Leo, meno parla di fisco e meglio è, perché lui è l'autore delle promesse a vuoto sulla rivoluzione fiscale. Una cosa che sappiamo tutti è che o si va in Europa, si butta via questo patto di stabilità e si dice cominciamo a riragionare su un recupero di sovranità economica dei singoli paesi, oppure tutte le promesse che noi facciamo sul fisco sono a vuoto. Vi faccio notare, giusto per come postilla, che fra un po' dobbiamo ricominciare a restituire i soldi del PNRR. Vi faccio notare che abbiamo una bolletta da 50 miliardi all'anno per i prossimi 5 anni del 110%. Vi faccio notare, e su questo poi mi taccio, che stiamo ragionando di tassi di crescita dello 0,5-0,8 a fronte degli Stati Uniti d'America che fa il +3 e della Cina che fa quasi +6. Quindi o noi decidiamo in Europa che è il momento di liberare risorse per incrementare i volumi economici, oppure queste panacee del recupero dell'evasione fiscale 1 miliardo. Ma mi dite che cos'è 1 miliardo a fronte di una spesa pubblica di 1.000 miliardi? Che cosa significa? E poi insisto, secondo me l'evasione fiscale in questo paese è come l'antimafia. C'è il desiderio di gonfiare i numeri dell'evasione fiscale come alibi all'inefficienza della spesa pubblica. Di questo sono convinto, perché se con tutto lo sforzo che lo Stato compie per recuperare l'evasione il risultato è 1 miliardo, conviene chiudere baracca e burattini. Allora, grazie monumentale a Carlo Cambi, buon pomeriggio Carlo. Salutiamo. Mi raccomando, Cardinale, mi dica una prece che ne ho tanto bisogno. Ma anche più di una, e tutte di cuore. Grazie a Carlo Cambi davvero, grazie mille. Grazie a voi. Un saluto a Mario che ha scritto che Conte vuol fare lui il segretario del PD, altro che non esiste. Comunque incombe Conte faccia il segretario del PD, mi pare un po' esagerato.
nel PD ci sono ancora delle bestie rare che si chiamano Franceschini, che si chiamano gente solida, insomma, gente che i denti li ha gente affilati. che politica la sa fare. Allora, magari ha sbagliato tutto come governante, ma la tattica politica la sa esercitare in maniera straordinaria. Grazie avanti. Carlo, un abbraccio, buon pomeriggio. Ciao. Un saluto a tutti, lascio la linea all'incombentissimo Sammy Varin. Avete ascoltato Gli Scorretti, un antidoto al luogo